Ciao ragazzi, la storia di oggi nasce in un atelier, in un laboratorio di sartoria, ma non sono qui per parlarvi di abiti da sposa che onestamente non sarebbe nemmeno il mio ruolo, ma per parlarvi di una passione, la passione di Massimiliano, quella di fare il rievocatore storico. E allora oggi sei Francesco Giuseppe imperatore. d'Austria. Ho ricoperto questo ruolo a San Martino della Battaglia quest'anno. Di solito faccio l'aiutante di campo dell'imperatore. Quest'anno mi hanno chiesto di ricoprire questo ruolo. Promosso sul campo. Sì, esatto. E cosa si prova a rivestire i panni ma anche il ruolo di un personaggio così importante? Allora, prima da aiutante di campo sei al fianco e hai un ruolo marginale. Quest'anno sì, bello la rievocazione, bellissimo fare Francesco Giuseppe perché è uno dei ruoli principali, bellissimo dietro, davanti, mentre si mangia. Quando stavo per entrare sul campo di battaglia con gli aiutanti di campo a mia volta dietro e tutti i soldati, lì ho avuto un attimo di esitazione perché ci sono circa 5.000 persone che ti guardano e mi è venuta la pelle d'oca. Conosco Massimiliano da una decina d'anni e una cosa che mi ha fatto capire proprio grazie a questa sua passione è che una cosa sono i figuranti, un'altra cosa sono i rievocatori storici che hanno alle spalle un grosso lavoro di ricerca, di attenzione, di studio. Ed è questo che fa veramente la differenza. E loro si ritrovano a centinaia nelle manifestazioni in cui si danno appuntamento per ricordare un episodio o un dato avvenimento storico. Non è una carnevalata, è un qualcosa che sta nella voglia di capire di più della storia, una ricerca anche delle origini, del significato di certi eventi. E questo significa fare cultura. Per quanto riguarda la rievocazione militare, sappiamo che l'ambito militare era ben codificato. Allora, alla base, a monte, c'è una ricerca storica prima. Deve essere il più fedele possibile. Per fare questo uniforme ho fatto le mie ricerche. La prima cosa che pensi è cos'è quello più difficile da fare? Il cappello, o la feluca o bicorno, come si vuol chiamare. Dopo tutto il resto, giacca, pantaloni, trovare naturalmente le bande dei pantaloni, anche quelli sono il più possibili vicino alla realtà. Quindi bisogna cercare nei dipinti, bisogna cercare Bravissimo. in foto Sì. antichissime. Dipinti soprattutto. A base, come ho detto, c'è la ricerca. Io adesso ho dovuto farla molto velocemente, questo uniforme. Mi hanno chiesto di fare Francesco Giuseppe, adesso sto facendo una ricerca per vedere dalle onorificenze, dai quadri, quale onorificenze portava. Questa qua naturalmente la croce di Maria Teresa, la Gran Croce, anche lì si cerca ore e ore in internet alla ricerca di questa, questa spada qua 1836, qualche collezionista. Quindi ci sono anche tanti pezzi originali. Sì. Praticamente questa, che è una dragona ed è originale, come vediamo c'è l'emblema asburgico e l'emblema di Francesco Giuseppe I. Veri. Sì. Tutto vero. Questo è vero, è originale. Questo è il toson d'oro, che è una delle più antiche onorificenze europee, si parla del 1400. Questa passione ha portato Massimiliano a indossare i suoi bellissimi abiti ricostruiti d'epoca, fedelissimi e bellissimi, in un sacco di manifestazioni anche di notevole rilievo non soltanto italiano ma anche internazionale. Ma cosa c'è dietro? Cos'è che lo anima
anche nel profondo, nel suo carattere, per arrivare a investire così tanto tempo e denaro in questa sua passione? Io dico sempre, non fumo, non bevo, non mi gioco i soldi alle videolottery, ho questa passione qua, naturalmente certo costano, però è un investimento. Cosa ti dà tutto questo? Mi fa capire che a San Martino della Battaglia, con questo uniforme qua, che è in panno di lana, come l'originale, con 35, 36, 38 gradi, mi fa capire quanto i soldati all'epoca era pesante. Oppure qualche anno fa con un uniforme da capitano ho fatto 1 chilometro sotto il sole e mi sono chiesto: ma quei poveri soldati dell'epoca nel 1859 con lo zaino, il fucile, quanto dovevano soffrire? La prima guerra mondiale, uniforme, panno di lana, trincea, fango, pioggia. Mi sono sempre chiesto, certo io posso solo immaginare, ma cerco di immedesimarmi nel miglior modo possibile. Ok, quindi cosa ti resta da tutto questo? Se tu capisci la sofferenza Che dei in questo soldati. periodo qua siamo tanto fortunati. Siamo fortunati. Prepararsi per una manifestazione, mi ha spiegato Massimiliano, non è una cosa semplicissima. I preparativi sono lunghi e molto spesso per vestirsi occorre essere aiutati. In questo caso da Mara, la sua sarta di fiducia, ma all'epoca, per esempio, per gli abiti aristocratici c'erano i paggetti oppure gli inservienti dei militari. È insomma un lavoro anche questo che richiede un notevole impegno. Ho iniziato anche con il Settecento veneziano. Lì naturalmente quello che è l'abito civile o borghese mi affido alla sartoria, perché non avendo codici ben prestabiliti a parer mio, che ne seguo di più il militare, l'esperienza della sarta la faccio sbizzarrire. Ho iniziato con il 700 veneziano, poi ho iniziato anche a organizzare qualche evento come il Capodanno veneziano, che è il 1° marzo. La Serenissima festeggiava il Capodanno per oltre 1000 anni, l'ha festeggiato, e organizzo questa cena dove faccio spegnere tutte le luci e si cena con solo illuminazione a candele. Che figura è questa? Questa qua è la figura del capitano Domenico Pizzamano. Ho ripreso il quadro di fine Settecento e il capitano Pizzamano era il comandante del castello di Sant'Andrea ed è stato l'ultimo colpo di cannone che la Serenissima ha dato. Altro abito? Per la prima guerra mondiale, anche lì, amici, altri rievocatori, ho ricreato la figura del cappellano militare. Prima di tutto ho fatto una ricerca storica, sono andato con il libro dello Stato Maggiore dell'Esercito e ho ricreato l'uniforme del cappellano militare, che era una figura un po' dimenticata. Però ci c'erano circa 2200 cappellani militari, metà sono morti in combattimento, qualche cappellano militare pluridecorato. Ho ricreato l'altare da campo, ho un abito talare originale dell'epoca, sempre trovato da un amico collezionista. Quando l'ha trovato in un baule mi ha detto: questa è del Max, mi ha chiamato subito, e ho cercato anche lì di creare questo altare da campo nel modo più fedele possibile. E poi il grosso lavoro, Massimiliano, è anche di ordinare, mettere a posto tutto. Specialmente l'altare da campo. È un bel sacrificio, però è una grande gioia, o sbaglio? Sì, fare rievocazioni storiche con la ricerca, le amicizie che si stringono, i campi di battaglia. Certo. Se ne finisce una e non si vede l'ora di ritrovarsi quella dopo. Allora ci vediamo alla prossima battaglia, magari insieme a Mara, che ci ha ospitato qui nel suo atelier. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata.